Allora, verme americano, tanto è un verme di mare, di acqua salata, quindi soprattutto d'estate è bene tenerlo magari in uno spazio più grande, con tanta acqua di mare, che è sicuramente più fredda di quella dentro le scatole. Un verme che si presenta bello corpulento, a me piace tantissimo come esca perché inizia a fare un po' di selezione, un po' più grande, con un corpo bello massiccio e ricco di sangue. Infatti non a caso prende il nome di verme di sangue, dentro la parte della testa ricco di sangue che rilascia durante la pescata, quindi un'esca incredibile, viene spesso aggredita comunque anche dai pesciolini. Tanti amano innescarlo per intero, con l'ago con l'occhiello, con l'ago tradizionale. A me piace più utilizzare un ago normale, lo faccio passare lungo tutto il verme, in modo tale che la mia punta dell'amo esca dalla parte più sottile dell'esca, che è quella secondo me che viene aggredita per prima. Tanti lo utilizzano al contrario, ci sono tanti modi, io rispetto tutti i modi che si ha di pescare altrui, quindi esprimo solamente un mio giudizio. Come abbiamo visto stava per tirare fuori la testa, fate molta attenzione perché è un verme che ha una bocca che è provvista di denti e morde, come in questo caso. L'abbiamo appena visto, si è un po' innervosito, lo rilasciamo un attimo in acqua e questo è il nostro americano o verme di sangue.